Mi chiamo Francesca Quaglia, gioco terzino destro e ho 19 anni. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Gioco a calcio da 6 anni, solo 6 anni purtroppo. Ho iniziato perché una mia attuale compagna di squadra è un'amica di famiglia e insomma mi ha portato in questa società. Io è da anni, cioè da quando sono piccola, che voglio giocare a calcio, però avevo iniziato nella squadra del paese, però mi avevano messo nella categoria più piccola e io non ci stavo e quindi ho deciso di raggiungere l'età giusta per giocare nel calcio femminile. Sin da piccola giocavo con mio papà, giocavamo sì in strada, al parco. Poi ho sempre avuto appunto un'attitudine a stare più con i miei compagni maschi rispetto che con le femmine. Loro giocavano a calcio e essendo in grado rispetto alle altre bambine insomma di giocare mi attenevo, ero sempre un maschiaccio insomma, cioè sin da quando sono piccola sono un maschiaccio. Amo il fatto che sia comunque un gioco di squadra e odio niente, assolutamente. Sì, correre tanto ma fa parte dello sport quindi non posso farci niente. Me lo sono scelta. La compagna più simpatica, l'Ilaria Lancellotti, mi fa morire, cioè proprio se ne esce con certi discorsi che è pazzesca. Più seria, la Valentina Dal Pozzolo, il capitano. Perché, per carità, quando c'è da scherzare scherza anche lei, però essendo anche il capitano trasporta insomma la squadra nella via della serietà quando c'è bisogno. La Marta Michelon, su questo non ho alcun dubbio, è la più completa secondo me. La più casinista è la Marianna Fabruccio perché è una bronza querta, come si dice. In realtà in campo bisogna fare le serie, ok, faccio le serie, forse al di fuori del campo sono quella che si dà un po'... non so neanche perché, forse anche perché mi dimentico tante volte le cose, cioè devo chiedere in giro pantaloni, calzettoni, cose varie, forse per questo. Diciamo che i discorsi che facciamo in spogliatoio solitamente restano tra di noi. Pettegolezzi sì, sempre sul ridere, la buttiamo, parliamo di uno, dell'altro, ci confrontiamo sui ragazzi. La vita di tutti i giorni studio, vado all'università a Mestre, studio scienze ambientali, è il primo anno, e alleno una squadra di bambini, piccoli amici, hanno 7-8 anni, impegnativa come cosa assolutamente. Vigo Limenese. Tolgono l'anima, però sì, poi sono soddisfazioni quando il sabato vinciamo, anche se dobbiamo ancora iniziare il campionato, però sono soddisfazioni, anche vederli comunque crescere tecnicamente. È un po' presto diciamo, però quando ti ascoltano e si impegnano è bello sì. Tra 10 anni, non mi vedo neanche domani, tra 10 anni mi vedo, spero con un lavoro, con una casa, famiglia tralasciamo perché insomma è impegnativo. Lavoro, casa e insomma ben accomodata. Sempre a giocare a calcio, speriamo. La stagione ha avuto degli alti e bassi. Diciamo che verso la fine del girone d'andata siamo proprio scesi in picchiata, però adesso ci stiamo risollevando. C'è anche da dire che abbiamo incontrato delle squadre che non erano insomma facili da gestire. Adesso ci stiamo riprendendo e speriamo insomma di raggiungere almeno i primi 5 posti della classifica.